Beh, noi abbiamo già fatto tanto come sanità, abbiamo rinforzato i reparti, le terapie intensive, adesso ci aspettiamo un'onda lunga che attraverserà il territorio. Mesi e settimane di lockdown, un disturbo post-traumatico da stress che ormai, come dire, è dentro ognuno di noi, porterà sicuramente tutta una serie di sintomi, tutta una serie di patologie. Quindi stiamo già programmando interventi di prevenzione e intervento, perché quello che è successo col contagio sta ancora accadendo, purtroppo piano piano aumenterà anche dal punto di vista psicologico ed emotivo. Quindi avremo più persone, come dire, che potenzialmente avranno più sintomi e più patologia, persone che magari avrebbero trovato comunque il loro equilibrio, con tutto quello che è accaduto emergeranno e esordiranno con dei sintomi. E noi ci stiamo lavorando. Quindi, così come abbiamo rinforzato le terapie intensive, i reparti, l'assistenza sanitaria, stiamo cercando di rinforzare il territorio, cioè quei servizi che dovranno essere vicini ai bambini, alla scuola, agli insegnanti e soprattutto al mondo degli adulti, perché non c'è cura dei bambini, degli adolescenti, se non aiutiamo gli adulti genitori, gli adulti insegnanti, a gestire un'emergenza, a gestire una situazione che l'umanità si trova a affrontare nuova per tutti. Beh, all'interno delle famiglie innanzitutto registriamo come servizio un aumento del 25% della violenza intrafamiliare, legami a volte disfunzionali sono diventate ancora più disfunzionali. Pensiamo per esempio a tutto il tema della violenza assistita: più aumenta la violenza nelle mura di casa, più i bambini sono sottoposti a stress, assistono a scene, a situazioni di tensione. Quindi ci dobbiamo aspettare anche tutta una serie di sintomi e tutta una serie di patologie, insomma. Sicuramente è stato un momento difficile per le famiglie, difficile perché c'è la scuola che è cambiata, c'è non solo la scuola, ci sono anche, come dicevi giustamente, i rapporti tra la scuola e le famiglie, i rapporti che si sono modificati, da certi punti di vista ci siamo allontanati fisicamente, ma allo stesso tempo questa distanza ci ha fatto capire qual è l'importanza dell'istituzione scuola e vogliamo riuscire assieme a ricreare delle alleanze anche educative proprio con le famiglie, perché noi abbiamo un compito importante come genitori e cerchiamo anche il supporto comunque delle istituzioni, scuole in primis, ma anche aziende sanitarie, perché per quanto di competenza anche le aziende sanitarie hanno un ruolo fondamentale nella condivisione anche delle problematiche e risolvere le problematiche. Però su questo noi cerchiamo l'aiuto delle istituzioni come famiglie, la necessità proprio di ritornare comunque a una normalità che ormai ci è stata tolta da troppo tempo. Ma la scuola sicuramente ha un ruolo di primo piano in questa situazione emergenziale che ancora si protrae. Sicuramente ha dato delle risposte sul territorio, alle famiglie, agli alunni e si è anche innovata, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Certo, la ricerca dell'alleanza educativa risulta fondamentale e strategica verso un obiettivo comune. Il nostro obiettivo è il pieno sviluppo della persona umana e sicuramente il successo formativo delle bambine e dei bambini. Viviamo in tempi, diciamo, difficili e in un tempo anche frammentato, dove i rapporti intrafamiliari e interfamiliari si sono modificati necessariamente. Quindi la scuola è un luogo importante per tutta la comunità locale, è un luogo aperto e che sicuramente in futuro dovrà assumere sempre più, sarà sempre più protagonista.